Buonasera amici telespettatori, ben trovati al programma di BHTV Ospiti di Antonella. Questa sera parliamo di sport e abbiamo in studio con noi, ho il piacere di avere qui Zé Paolo, quello che giocava con Zico e Maradona. Benvenuto. E tante a altre Paolo cose, Miano. Paolo Miano, Paolo Miano Paolo Miano. Zico e Maradona, ma tante altre cose, anche attuali. Allenatore, ex calciatore, quindi un po' di squadre dall'Udinese, Genova, Napoli, Padova, ma cominciamo proprio dalla cosa che forse per i non esperti di calcio incuriosisce di più. Zé Paolo, da dove deriva? Deriva da... È un soprannome. È un soprannome che mi ha affibbiato Enzo Ferrari, che è stato l'allenatore che mi ha lanciato in Serie A nel 1981. E diciamo che si parla di un'altra epoca, di un altro calcio, di noi ragazzini cresciuti nel settore giovanile, e io quando mi allenavo con i miei compagni di squadra, Gerolin, Pappais, Cinello, De Agostini, Dominicini, tutta una nidiata di veneti e friulani cresciuti assieme, ci allenavamo come se fossimo dei bambini all'oratorio, ci davamo i soprannomi, no? E io ogni tanto facevo qualche giocata e dicevo ecco Paolo Isidoro, c'era un giocatore del Brasile così. E invece Ferrari ha detto no, tu sei Zé Paolo, che era un suffisso tipico dei giocatori brasiliani. E da lì è partita e mi sono portato dietro questo soprannome. Ma perché? Perché io avevo dei colpi, diciamo, alla brasiliana all'epoca, era un giocatore talentuoso, ecco. Complimenti, perché io il Brasile lo conosco bene, anche Daniele mi sembra. Sì. Infatti una cosa che mi ha sempre incuriosito è perché i giocatori brasiliani hanno la maglietta con il nome e non il cognome, sono gli unici. Da cosa deriva questa cosa? Qui non ti posso aiutare, però loro hanno appunto questi soprannomi. Io mi ricordo all'epoca c'era Roberto Dinamite perché aveva un tiro fortissimo, si chiamava Dinamite, quindi probabilmente al giorno d'oggi avrebbe scritto dietro Dinamite sulla schiena, no? Quindi era in Brasile hanno tanti cognomi, quindi sì, bisognerebbe anche, sarebbe stato troppo lungo scrivere tutti i cognomi. Zico, invece. Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, E che aveva dietro il Galigno, il Galigno, esattamente. Quindi nella carriera calcistica qual è stato l'anno che ricorda particolarmente con emozione? Ma diciamo che forse l'anno di cui ho un più bel ricordo è stato proprio l'anno dell'esordio, quindi la stagione 1980-81, dove tutti noi ragazzini delle giovanili, parecchi di noi, hanno esordito in prima squadra, e in un calcio di un'altra epoca dove l'Udinese era una squadra di bassa classifica ci siamo salvati in una sfida epica contro il Napoli, vincendo 2-1 con un gol di Gerolin al penultimo minuto, all'88esimo minuto della partita. Ricordo perfettamente. In quella stagione lì io, assieme a quelli che ti ho nominato prima, abbiamo anche vinto lo scudetto tricolore di primavera, perché eravamo dei ragazzini di 19-20 anni, quindi dalla primavera, dal campionato giovanile, eravamo passati in prima squadra, ma abbiamo continuato a frequentare e a giocare con la primavera e siamo arrivati alle fasi finali, di cui proprio in questi giorni decorre il 40° anno, come siamo vecchi purtroppo. Vabbè, il tempo passa. Quella è stata una delle cose che ho più nel cuore, assieme, se devo dire, alla stagione di Napoli, che è stata una stagione sfortunata, perché siamo stati in testa per tutto il campionato, poi alla fine il Milan di Sacchi, che arrivava all'epoca, parliamo della stagione 87-88, ci ha sorpassato proprio nel finale e abbiamo perso lo scudetto, quindi per me era stata anche l'occasione di poter vincere qualcosa di importante. Però una bella stagione comunque, ho vissuto in una città splendida dove sono molto legato, ho mantenuto delle amicizie e ho avuto la fortuna di poter giocare a fianco a Maradona, che all'epoca era il numero 1.
e che lo è tuttora probabilmente nel mondo del calcio. 81, torniamo all'81, l'anno appunto di esordio in Serie A, ma facciamo un salto di 2 anni, facciamo il salto all'83. All'83 ad un certo punto arriva la notizia, dopo il cartello o Zico o Austria, l'arrivo di Zico a Udine. E ci racconti, Paolo, quel momento, cosa ha rappresentato per voi, ancora giovani, giovanissimi, l'arrivo di un campione come Zico, campione di calcio, campione nel campo di calcio, ma come abbiamo avuto modo poi di vedere e di capire, campione anche al di fuori del campo di calcio. Ma io non so quanto tempo abbiamo, ma vorrei dilungarmi un attimino. Dilungati. Ti racconto degli Su aneddoti. Zico ti puoi dilungare, okay, fino a domattina. Allora, diciamo che io già da ragazzino, quindi medie, prime superiori, seguivo quel poco che si riusciva a capire del calcio internazionale brasiliano in particolare, dove Zico era già nella nazionale, capitano del Flamengo, faceva già parlare di sé. Con la ginginha. Cos'è la ginginha? La mossa che fanno alcuni, chiamata. Sì. Boh, ho lui imparato, aveva un repertorio ampissimo, diciamo. Comunque, ripeto, da ragazzino sentivo già parlare di questo campione. Così. Poi sono passati gli anni. Io ho esordito in Serie A, come dicevo prima, nel febbraio dell'81, ma proprio in quella stagione lì, prima che io giocassi in Serie A, c'è stato nel 1980 il terremoto in Irpinia. Cosa è successo? Zico, che era il rappresentante dell'associazione calciatori dello Stato di Rio, forse tu mi insegni, sì. Aveva detto: organizziamo una squadra, una rappresentativa di giocatori di Rio de Janeiro, andiamo a Udine e facciamo una partita di beneficenza per aiutare i terremotati dell'Irpinia. Non so perché Udine, comunque è così. Fatto sta che la dirigenza della federazione brasiliana aveva posto il veto: no, non potete andare. Lui cosa ha fatto? Ah, mi dite di non andare? Io vado lo stesso con chi vuole venire. E si sono presentati in gennaio 1981 in 12 giocatori, credo, quindi 11 più il portiere di riserva, con l'allenatore Felix, che era stato un famoso portiere degli anni 70. Che furono, e sono venuti a fare questa partita. Come si sono presentati? Con le maniche corte, le scarpette in gomma, qui c'era temperatura di 5 sotto zero, il terreno ghiacciato, quindi li hanno dovuti vestire. E io, che ero in prima squadra all'Udinese, ma non ero ancora diventato un calciatore che ha esordito, numero 8 titolare, ero un ragazzino e vedo arrivare questa gente qua con Zico. Allora, nello spogliatoio, non so chi, un dirigente bussa e dice: bisognerebbe che qualcuno andasse a giocare con i brasiliani perché sono solo in 12. Tutti zitti, nessuno voleva andare, si vergognavano. Io ho alzato la mano, mi hanno dato la loro divisa, mi hanno messo in panchina, però non mi hanno fatto entrare perché hanno giocato fra di loro, no? E Zico credo che abbia segnato uno dei 2 gol di questa partita, con poca gente sugli spalti. Comunque il gesto ti fa pensare fantastico. Che persona fantastica era. Quindi il mio primo incontro con Zico è stato quello. Poi, come dicevi bene tu, nell'83 è arrivato a Udine, ma prima di Zico e Austria noi abbiamo fatto una tournée in Brasile, eravamo ad Ipanema, credo, in un albergo, tutti con la tuta dell'Udinese, le varie amichevoli. Poi ci riunisce Dalcin, che era direttore sportivo, e dice: stasera alle 8 tutti nella hall dell'albergo, che arriva Zico, il prossimo anno sarà il vostro compagno. E noi eravamo rimasti allibiti, perché sì, c'era la trattativa, ma non avremmo mai pensato che Zico, il numero 1 del mondo, venisse all'Udinese. E quindi tutti schierati, lui è arrivato, si è presentato, ha dato la mano a ognuno, e dopo un mesetto circa, in luglio, l'ho ritrovato a Udine, in ritiro a Tarvisio, assieme a Edinho, e abbiamo all'epoca c'era il massimo di 2 giocatori stranieri, quindi Edinho e Zico erano i 2 giocatori dell'Udinese. Molta saudade di quei tempi. Ma Zico è una persona fantastica, c'è ancora un club che lo ricorda in Friuli, appena può. Il club Orsaria.
si fa vedere, si fa sentire. Recentemente, quando io ero ancora collaboratore dell'Udinese, è venuto a Udine, è stato ospitato. E in quell'occasione, durante poco prima della conferenza stampa, ha voluto salutarti. Tu hai abbandonato per un attimo l'allenamento dell'Udinese per venire a salutarlo con un applauso di tutti i giornalisti lì presenti. È vero, e ripeto, fa molto piacere, perché parliamo della storia del calcio a livello planetario. E quindi come titolare nel campionato di Serie A nell'Udinese sono stati 7 lunghi anni. Sì. 7 lunghi anni. Che ricordo ha? Zico che gli dice di tirare quando si beve tutti i difensori e fa un bellissimo gol. No, quello è il ricordo di noi tifosi. Sì, perché ho fatto un bel gol che tutti ricordano contro l'Inter, e all'epoca non era facile vincere contro le squadre metropolitane, quindi lì perdevamo 1-0 con gol di Altobello, e poi lui ha pareggiato su punizione, io ho fatto il gol del 2-1 e lui era dietro di me che mi diceva col tipico accento brasiliano Cira, c'è la T, la pronunciano C, no? Però riguardo alla tua domanda, il complesso della mia carriera, ho avuto la fortuna di giocare con dei ragazzi bravissimi, miei corregionali, con tanti campioni che magari arrivavano a Udine a fine carriera, come il barone Franco Causio, che ha vinto 6-7 scudetti con la Juve, campione del mondo, eccetera. Quindi nel mio piccolo percorso, prima di approdare al Napoli, Ecco, tu sei sempre stato molto umile, Paolo, e lo sei tuttora. Il tuo piccolo percorso non è un piccolo percorso, è un grande percorso, è un percorso di riferimento molto importante, e le tue doti, le tue caratteristiche, il tuo carattere così umile e portato verso gli altri in maniera così favorevole e positiva ti ha portato, assieme a Cinello e adesso viene una lacrimuccia, a Loris Dominicini, a costruire una scuola di calcio, la scuola Cinello Miano, dove ha collaborato e lavorato tanto anche Domingo, altro soprannome probabilmente derivante dall'epoca, Loris Dominicini. Parliamo subito della scuola di calcio, ma io ti prego 30 secondi o il tempo che tu desideri, un ricordo di Domingo, di cui la scorsa settimana abbiamo dovuto dare l'ultimo saluto ai funerali. Loris Dominicini. Loris Dominicini è stato uno di quei ragazzi di 19-20 anni della Nidiata che avevano fatto tutta la trafila delle giovanili ed era riuscito ad arrivare in Serie A. Anche lui aveva giocato con Zico nella stagione 83-84, abbiamo condiviso il tricolore di cui, come dicevo prima, decorre il 40° proprio in questi giorni, e come succede spesso nella vita ci eravamo persi un po' di vista, no? Poi ci si ritrova in determinate occasioni. Nell'ultimo periodo, non mi ricordo neanche come, ma ci siamo rincontrati, io, lui e Cinello, e io e Cinello avevamo iniziato questa nuova attività per far sì che i bambini crescano migliorando la tecnica individuale, che è un fondamentale del gioco del calcio che viene spesso trascurato al giorno d'oggi, e con lui avevamo individuato una sede in Udine, in Paderno, e stavamo proprio facendo diciamo così, le carte perché lui entrasse a pieno titolo nella società, nella scuola di calcio, assieme a Gianfranco e al nostro presidente Marino Firmani, e purtroppo nel marzo di quest'anno si è ammalato di Covid e dopo 3 mesi ci ha lasciati. È un dispiacere immenso, io poi conosco la moglie, i 2 figli, e quindi sono cose che ti toccano. Se vado a pensare, ma se avessi aspettato 1 mesetto e mezzo ci sarebbe stato il vaccino, forse non si sarebbe ammalato, però le cose vanno così, quindi ci mancherà tantissimo perché ci stava dando una grossa mano, era bravissimo, e lui era un allenatore di categoria superiore, forse lui era meno abituato rispetto a me, a Cinello, a lavorare con i bambini, perché lui, come è stato scritto in questi giorni, ha allenato la C e ha vinto il campionato, certo. Ha allenato la B, ha vinto il campionato, ha allenato 2 volte la Serie A, è andato ad allenare all'estero, quindi ha avuto una carriera importantissima.
Purtroppo dopodomani lo dovremo salutare. Mandi Domingo, mandi, da lassù continua la tua attività, forse magari allenerai Paolo Rossi adesso su in cielo. Tornando alla scuola di tecnica calcistica Cinello e Miano, ci piacerebbe sapere che caratteristiche devono avere i ragazzi al di là della passione. C'è una selezione iniziale o possono accedervi tutti? No, allora ti parlo un po' della filosofia della scuola di calcio, cioè io e Cinello, che è il mio socio, siamo stati collaboratori tecnici dell'Udinese, della prima squadra dell'Udinese, io per 9 anni, lui per 6 anni più 3 anni con le giovanili. Comunque abbiamo lavorato ad alto livello, no? Quando dopo, come succede spesso a Udine, dopo un determinato percorso la società decide di cambiare e ci ha lasciati, cosa potevamo fare? Tornare ad allenare. Chi poteva provare a tornare fra i professionisti, chi poteva provare a fare ancora ad allenare con i dilettanti. Io ho detto una cosa: io voglio fare calcio, ma voglio avere anche tempo per la mia famiglia. Quindi ho detto: facciamo una scuola di calcio che non è la classica scuola di calcio dove c'è il tesseramento, i bambini sono miei e hanno paura che me li rubi. No, io e Gianfranco e Loris, che purtroppo non c'è più, siamo come dei maestri di calcio, come esiste il maestro di tennis nei tennis club, come esiste il maestro di sci, di musica, esatto. Quindi i bambini che vengono da noi sono tesserati, chi per la Formiuli, chi per l'Udinese, chi per il Cormons, per qualsiasi società. Vengono da noi, tra l'altro il figlio di Daniele è un nostro affezionato, vengono da noi, chiaramente c'è una base di età, non prendiamo bambini troppo piccoli, diciamo dagli 8-9 anni fino ai 14, e fanno 2 volte alla settimana 1 oretta e mezza di allenamento, dove i fondamentali, quindi la tecnica individuale, tu prima mi hai detto che non sei ferrata nel calcio, bene, come io non lo sono. Mi iscriverò alla scuola. Brava, però voglio dire, i gesti tecnici quindi quali sono? Il calciare, la guida della palla, il colpo di testa, il contrasto, la rimessa laterale. Noi lavoriamo su quelle cose lì, che dei bambini, facciamo l'esempio di Matteo, suo figlio, durante i 2 o 3 allenamenti che fanno col loro gruppo squadra, col loro allenatore, non hanno tempo di sviluppare, di insistere su questi fondamentali. Quindi il bambino, quando viene da noi, fa un allenamento supplementare, ma specifico per quei gesti lì, e quindi noi lo restituiamo alle loro squadre, ai loro allenatori, probabilmente migliorato. È un approfondimento, esatto. Ed esistono, mi sembra, anche dei camp estivi dedicati. Poi, con la nostra scuola calcio, esatto, nel periodo estivo noi facciamo dei camp. Abbiamo una base molto importante, perché io, assieme a Cinello e a Gigi D'Agostini, che è stato un grande campione anche della nazionale italiana, ha giocato con Juve, Udinese, Verona, eccetera, Inter, abbiamo lavorato una 15ina d'anni fa per marchi importanti come il Milan e anche il Real Madrid. Quindi la nostra base solida di camp estivi ce l'abbiamo. Adesso siamo un po' più vecchietti, ma ce la caviamo ancora, e proponiamo questi camp dove i bambini stanno con noi tutta la settimana. Adesso in periodo di pandemia facciamo solo mezza giornata, perché il camp tradizionale prevede mattina, la pausa pranzo e l'allenamento pomeridiano. Quindi noi lavoriamo su quello. Abbiamo, e non per vantarci, siamo forse una delle poche realtà dove 2 ex giocatori di Serie A vanno in campo e lavorano con i bambini. Quindi tutte le informazioni possono essere recuperate dal profilo Facebook, profilo social della Cinello e Miano Scuola di Calcio. Quindi è molto semplice, su Facebook Cinello e Miano Scuola Calcio, e lì si hanno tutte le informazioni sulle sedi dei camp, di quello che viene proposto. E tornando al romanticismo e alla nostalgia che ha accennato, io leggo, ho sempre una sua
citazione, ho sempre giocato a calcio perché mi divertivo, non ho mai pensato a fare carriera, l'unico mio cruccio è aver giocato in Serie A senza che mio padre potesse vedermi. Questo è vero. Allora diciamo, le epoche sono diverse. Adesso i ragazzini di 16 anni che fanno parte di una società professionistica come può essere l'Udinese hanno già il procuratore, hanno lo sponsor, quelli più bravi, e giocano a calcio per arrivare lassù. Noi invece giocavamo a calcio per divertimento, poi man mano eravamo bravi, avevamo delle qualità, un po' di fortuna, ci siamo ritrovati in una società, perché l'Udinese all'epoca era in Serie C, non bisogna dimenticare, di semi-professionisti come era l'Udinese, abbiamo iniziato la nostra carriera e gran parte di noi poi hanno avuto la fortuna di giocare in Serie A. Quindi c'era puro divertimento che poi è diventata una professione. La frase è riferita a mio padre perché io ho avuto un bellissimo insegnamento. Cioè mio padre, eravamo due fratelli, perché anche mio fratello Massimo era molto dotato, era andato anche al Milan, ma siccome aveva la testa un po' birichina, lui scavalcava la siepe, scappava dal ritiro, dopo qualche mese l'hanno rispedito a casa, è tornato a giocare a Udine con la Primavera, abbiamo giocato assieme. Mio padre ci portava ogni domenica a Udine, Stadio Moretti, il primo prendeva la corrierina e andava a giocare, il secondo probabilmente giocava in casa e viceversa. E non si è mai permesso di dirmi perché hai giocato così, perché hai fatto colà, perché l'allenatore non ti fa giocare. Quindi io ho un insegnamento importantissimo che porto dentro e ho questo cruccio di lui che non mi ha potuto vedere arrivare in Serie A. A proposito di gente che è lassù, noi abbiamo parlato lungamente e giustamente di Zico, però tu hai giocato anche con Maradona. Vogliamo ricordare la tua esperienza al Napoli con Maradona? Allora, come dicevo prima, è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista professionale, anche se è finita male perché abbiamo perso uno scudetto che era già nostro. Ma la figura di Maradona? La figura di Maradona all'interno della squadra e con te. È un po', come dire, la gente che mi chiede, che parli, ma è vero che lui non si allenava, è vero. Sappiamo tutti che Diego ha avuto una vita particolare, che ha fatto delle scelte sbagliate, che ha avuto degli abusi di stupefacenti, eccetera. Dal punto di vista calcistico però non gli si può dire niente. Io sfido chiunque a trovare un compagno di Maradona che possa parlarne male. Lui era generosissimo, era bravo, andava d'accordo con tutti, aiutava i ragazzi più giovani, era veramente un campione. Se dobbiamo fare un paragone, come hai citato tu prima, Zico, a livello umano forse il Galigno è superiore. Certamente. Ma io posso anche capire le pressioni che questo uomo, questo ragazzo ha dovuto sopportare in una città specialmente come Napoli. Se lui doveva uscire a pranzo o a cena con la moglie, doveva prenotare tutto il ristorante solo per loro e comunque la voce si spargeva e all'uscita lui si trovava 2-3 mila persone che lo aspettavano e gli saltavano addosso, no? Quindi quella era la sua... Zé Paolo, se non avesse intrapreso la carriera calcistica, quale altro sport la affascinava e pensa che avrebbe tentato di... Allora non c'era qualcosa in particolare, però io mentre giocavo a calcio a San Pietro, lì nel mio paese, c'era la Polisportiva Val Natisone che faceva atletica leggera. Io ero molto bravo nel salto in alto e quindi alternavo nel periodo estivo gare di salto in alto e poi durante la stagione giocavo a calcio. Poi chiaramente quando gli allenamenti si sono fatti più intensi eccetera non riuscivo a far collimare le due cose, ma ero un discreto saltatore. E il mio record, posso dire il mio record personale, certo. 1,83 m, ho saltato a 14 anni, che era una delle prime 10 misure in Italia, con le scarpette chiodate che erano vietate, ma siccome era un incontro internazionale a Klagenfurt avevano permesso di mettere le scarpe chiodate e ho fatto il mio record personale. Poi diciamo che è diventato il calcio la mia passione, il mio mestiere e ho tralasciato. Mentre se devo parlare del giorno d'oggi mi piace moltissimo il golf, mi piacerebbe
imparare a giocare a golf. So colpire la palla, ma è molto difficile. Con lo swing se la cava bene. E con questa nuova rivelazione di Zé Paolo che si sta dedicando al golf, purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo salutarvi e che dire? Grazie. Io ringrazio voi di avermi di avermi fatto ricordare dei bei tempi, di avere come dire, sottolineato che siamo ancora sulla breccia, siamo ancora attivi sul campo, io e Gianfranco Cinello, e abbiamo potuto ricordare anche Loris Dominicini, che purtroppo grande Domingo. Quindi per i campi estivi le iscrizioni sono ancora aperte, quindi sono aperte, ci sono dei posti. Se Francesco Tonizzo mi concede ancora un minuto, io voglio chiedere, proprio alla luce di tutto questo ragionamento che grazie a Antonella Paolo Miano è riuscito a fare in maniera molto nitida, precisa, se tu potessi con una bacchetta magica, Paolo, portare qualche valore, qualche concetto, qualche sentimento del calcio di ieri a cui tu hai fatto più volte riferimento, il calcio di un'epoca fa, e poterti regalarlo al calcio di oggi, cosa sceglieresti, cosa regaleresti ai calciatori di oggi dai 16 anni in su? No, vabbè, c'è un'etica di comportamento che tutti dovrebbero avere, però la cosa di cui io parlo anche ai bambini come a tuo figlio è l'importante è divertirsi, fare una cosa che piace e ti dà divertimento. Se poi hai la fortuna di farlo diventare il tuo mestiere, meglio. Bellissimo. Ok, grazie. Quindi ho qualche speranza di poter cominciare anche a questa veneranda devi iscriverti età. al camp, è aperto anche alle bambine, tu sei nell'età. Per lei allenamento personalizzato. Personalizzato, sì. ecco. Quale onore, okay. Quale onore. Bene. Allora, grazie per essere Grazie stati con noi, per essere stato nostro ospite, grazie Daniele, Grazie il nostro a voi. ospite fisso della trasmissione. Vi ricordiamo che potete seguirci anche in streaming, vedete i sottotitoli e quindi rivedere anche la puntata. Grazie ai amici telespettatori, arrivederci alla prossima settimana per nuove interviste e nuove storie. Arrivederci.